Bentornate amiche e bentornati amici a questo nuovo appuntamento 201 domande e risposte sul vino. Oggi partiamo da domanda numero 171 e arriviamo alla domanda numero 180. Siamo quasi a fine percorso. Proprio per questo vi chiedo ancora una volta di iscrivervi al canale YouTube Associazione Sommelier a Tavola con Bacco e poi cliccare sulla campanella per non perdere tutte le altre novità, tutti gli altri appuntamenti che proporremo sempre su YouTube. Non ultimo qualcosa anche di cucina, ma non vi anticipo nulla. Prossimamente poi sarete informati se siete iscritti e avrete in anteprima le notizie ovviamente. Quindi www.atavolaconbacco.it, seguiteci sul nostro sito internet, ma non solo. E questo è anche l'indirizzo della pagina Facebook, dove troverete già 7.000, oltre 7.100 fan attivi tra l'altro. Quindi direi di iniziare con la domanda numero 171. È vero che uno dei sapori del vino ricorda il dado da brodo? Sembra un po' strano, ma sì, in alcuni vini uno dei sapori è proprio quello del glutammato di sodio, che lo scoprì praticamente un chimico giapponese, il professor Kikune Ikeda, che era professore all'università di Tokyo, era un professore di chimica, e scoprì praticamente questo glutammato di sodio, che è un esaltatore di sapore, e lo definì come umami. Sapete che questo ce ne sono altri, no? Che sono i sapori praticamente che faceva in bocca durante l'assaggio, che sono il dolce, il salato, l'acido e l'amaro. E significa praticamente in lingua giapponese, se non sbaglio, se non ricordo male, significa saporito umami. E lo troviamo dove? Lo troviamo nel dado da brodo, ad esempio, nella salsa di soia, nella carne, nel formaggio stagionato, ad esempio, sul tè verde, nel pesce azzurro sott'olio, ad esempio, nel prosciutto crudo. È quella sensazione che si percepisce nel centro praticamente della bocca, e è questo esaltatore di sapore che è l'umami. Questo penso sia interessante perché d'estate la facciamo un po' tutti e d'inverno forse un po' di meno, magari utilizziamo chi può il camino, oppure andiamo al ristorante che dispone di una graticola e assaggiamo che cosa? Una bella grigliata di carne alla brace. Quindi la domanda è: che vino scelgo con la grigliata mista di carne alla brace? Ora, la grigliata mista di carne alla brace, attenzione, perché non è solamente un tipo di carne, si dice mista, quindi ci sta che ne so, agnello, ci sta salsiccia, ci sta maiale e così via. Può essere pollo, va bene? Il vino che devo scegliere deve essere un vino che sia una mediana un po' di tutto questo qui. Allora, viene subito da pensare, giustamente, a un vino rosso. Rosso perché ci serve una stringenza, un tannino, va bene, che ci permetta praticamente di pulire bene la bocca. Spesso, per esempio, sulla grigliata ci si aggiunge l'olio, no? Quindi il tannino ci serve per diciamo il grasso in bocca, ma ci serve soprattutto per l'untuosità e per la succulenza. Ora, nel caso specifico qui di succulenza ce n'è tanta. L'altra volta abbiamo parlato di succulenza indotta, intrinseca e aggiunta. Ora qui abbiamo succulenza indotta, perché soprattutto succulenza indotta perché mastichiamo la carne, quindi qui la masticazione è lunga e di conseguenza produciamo tantissima saliva. Quindi succulenza con, abbiamo detto la volta scorsa pure, con alcol. Quindi vino rosso di una buona alcolicità, intorno ai 13 gradi e mezzo, 14. Se ha un buon tannino, non graffiante, non deve essere un tannino talmente forte che ci asciuga troppo la bocca, ci dà questa sensazione di astringenza. Un buon tannino, magari un tannino un po' rotondo, quindi scegliamo un vino magari che ha fatto qualche anno di maturazione in legno,
Di solito la carne alla brace viene aromatizzata magari con rosmarino, magari ci sta il pepe nelle salsicce e così via, quindi la rotondità mi serve anche una determinata persistenza gusto-olfattiva. Quindi direi rosso, andiamo su rossi, rossi importanti, non di lunghissimo affinamento, quindi io direi ad esempio sono in Umbria, Montefalco rosso, Torgiano, DOC, e scendiamo un po' anche un lago di Corbara rosso, ad esempio. Se ci spostiamo in Toscana, vogliamo un bel nobile di Montepulciano, scendiamo ancora un po' più giù e andiamo con un Tintilia, ad esempio Molisano, un Montepulciano d'Abruzzo, anche Colline Teramane, la DOCG che insieme a Tullum fa le due DOCG dell'Abruzzo. Scendiamo ancora un po' e io direi di anche andare in Calabria con un Melissa DOC rosso e il classico Cirò, quindi Caglioppo, per una grigliata mista di carne alla brace. È ovvio che l'abbiamo in tutta Italia questi vini, quindi queste tipologie di vino con queste caratteristiche. La struttura, e parliamo anche di struttura, una buona struttura, non una struttura molto molto grande, perché? Perché non è che noi assaggiamo la grigliata, assaggiamo tutta la carne insieme, faremo un boccone di salsiccia, faremo un boccone d'agnello, faremo un boccone magari di petto di pollo, di filetto e così via. Quindi sono tutti separati e berremo il vino dopo ogni boccone, quindi o comunque dopo qualche boccone, insomma. Quindi non è che abbiamo una struttura grandissima, abbiamo carne fatta alla brace, stop. Quindi 13 gradi e mezzo, ho detto, potrebbe essere come valore alcolico valido, ma la struttura del vino deve essere un vino che si beva molto bene, non deve essere un vino strutturatissimo. Domanda numero 173: l'acinellatura è una malattia della vite? Sì, nel senso che praticamente è la mancata fecondazione durante l'impollinatura, va bene, della vite, e quindi di conseguenza non si sviluppa l'acino, se ne sviluppano pochi, ma molto ricchi di profumi, molto ricchi di sapori, molto ricchi di acqua, però non è una malattia vera e propria, insomma, è una caratteristica del vitigno, ad esempio del Picolit friulano. Il Picolit è una pianta che soffre di acinellatura, di aborto spontaneo, chiamiamolo così, viene chiamata anche così, quindi pochi grappoli, maturazione lunga, produzione, appassimento e produzione poi di un meraviglioso vino dolce di OCG che è proprio il Picolit. Quindi è una caratteristica non tanto una malattia quanto una caratteristica dell'uva che noi sfruttiamo però per utilizzare per creare dei fantastici vini. La stessa cosa viene fatta in Francia e in altri paesi. Domanda numero 174: che cosa è il rimontaggio del vino? L'altra volta abbiamo parlato del cappello del vino, questa è la tecnica che noi utilizziamo per rompere il cappello emerso del vino. Allora, che cosa succede? Noi sopra abbiamo detto nel nostro contenitore dove noi facciamo la macerazione delle bucce con il mosto, praticamente si crea un cappello, cioè si creano a causa dell'anidride carbonica che si crea durante la fermentazione, le vinacce vanno in alto, a meno che utilizziamo un cappello sommerso. Adesso non andiamo a specificare quest'altra cosa. Le vinacce, le bucce si solidificano, diciamo così, si mettono una a fianco all'altra e creano una specie di cappello duro che crea svariati problemi, va bene, al mosto. Noi preleviamo tramite delle pompe il nostro mosto e lo gettiamo violentemente sul cappello in modo tale da romperlo. Che vantaggi otteniamo facendo questo? Intanto le vinacce rotte ritornano nel mosto all'interno
e quindi le sostanze coloranti, aromatiche, polifenoli eccetera andranno nel mio mosto e quindi successivamente nel vino. Questo non accadrebbe se io andassi a rompere praticamente il cappello. Queste sostanze, tra cui i lieviti, vengono distribuite in modo omogeneo, non solamente in una parte del mosto, quindi in tutto quanto il liquido, e poi avviene anche una reazione del cappello e quindi i lieviti si rendono attivi, magari che potrebbero essersi anche, diciamo così, permettetemi la parola, addormentati per il fatto di essere stati chiusi all'interno di questo cappello. Quindi l'ossigeno, questo starter, gli permette praticamente di moltiplicarsi e proliferare, quindi noi otterremo una corretta fermentazione all'interno praticamente del nostro contenitore. E evitiamo anche, come dicevo prima, i vari problemi del cappello, che questo cappello sia a contatto, troppo a contatto con l'ossigeno, quindi che vada ad ossidarsi e magari a marcire o essere attaccato da batteri, magari quelli acetici, e quindi di conseguenza il mosto praticamente si rovina e quindi rovinerò poi la produzione di quella quantità di mosto che poi mi diventerà un pregiato vino. Cosa sono gli aromi terziari di un vino? Allora, gli aromi terziari di un vino non sono nient'altro che sono tutte quelle sensazioni, profumi, soprattutto profumi, ma anche sapori, va bene, che si sviluppano dopo l'imbottigliamento, durante praticamente l'affinamento in bottiglia o la maturazione e l'affinamento in legno. Prima si sviluppano durante la produzione del vino gli aromi primari, che sono quelli riferiti al vitigno, poi ci sono gli aromi secondari che si sviluppano durante la prefermentazione e la fermentazione del mosto, poi dopo andremo a imbottigliare il nostro vino, oppure a porre in affinamento prima dell'imbottigliamento in contenitori in legno o ad esempio in contenitori in acciaio inox. Ecco, in questi contenitori si sviluppano poi sentori speziati, tostati, eterei, di cera, di smalto, sentori animali e così via, che poi vengono chiamati aromi terziari, quindi del vino, che poi noi andremo a trovare all'interno della bottiglia. Un'altra ancora interessante è come agisce l'effetto termico di un vino. Allora, intanto dobbiamo capire una cosa: che cos'è l'effetto termico? Termico, temperatura, caldo, freddo. Quindi noi assaggiamo il vino, abbiamo parlato già delle temperature di servizio, non è nient'altro che la temperatura di servizio del vino. Ma attenzione, abbiamo detto che la temperatura di servizio del vino agisce in modo determinante sulle caratteristiche del vino. Quindi temperature più basse esaltano l'acidità, la tannicità del vino e la sapidità, temperature più alte invece ne esaltano le morbidezze, quindi la dolcezza, la sensazione polialcolica, quindi di morbidezza del vino e la sensazione anche alcolica del vino. Quindi è determinante la temperatura di servizio, che è l'effetto termico del vino, quindi una sensazione tattile del vino. Se vogliamo fare un riepilogo delle sensazioni tattili, quindi abbiamo detto effetto termico, la consistenza gustativa, quindi assaggiamo il vino, sentiamo il corpo, no? Lo spessore del vino stesso, la pungenza dovuta alle bollicine, ad esempio con vini frizzanti o spumanti, la stringenza, quindi la secchezza in bocca dovuta al tannino, la morbidezza dovuta all'alcol, zuccheri e polialcoli che percepiamo in vino, quindi questa rotondità, e la sensazione pseudocalorica, lo pseudocalore dovuta all'alcol, che non è la sensazione di quantità di alcol, ma è la sensazione che dà il vino di calore in relazione all'alcol, ma soprattutto all'equilibrio del vino e l'armonia del vino. Domanda numero 177. La volta scorsa abbiamo parlato, il video scorso, per chi poi che non li vede tutti per fila, ma insomma ne vede magari anche saltandone alcuni, poi ritornando indietro e così via. Comunque, in un video precedente abbiamo parlato della fermentazione malolattica. La fermentazione alcolica che cos'è? È la trasformazione del fruttosio, diciamo degli zuccheri del mosto, quindi zuccheri delle uve, da parte dei Saccharomyces
Cerevisiae, cioè dei lieviti, va bene, in alcol con un rapporto dello 0,6 per grado zuccherino, va bene, e anidride carbonica, calore e composti secondari, ad esempio la glicerina. Ecco, ho fatto un accenno. Tenete conto che il rapporto di trasformazione in alcol degli zuccheri è circa lo 0,6. Per dire, 20 gradi alcolici mi rappresentano in finale, finita la trasformazione degli zuccheri in alcol, a circa 12 gradi di alcol svolto, cioè trasformato. Quindi un vino secco, trovate in etichetta 12 vol, significa che il 12% di quello che sta dentro la bottiglia è alcol, il resto è acqua e qualche altra cosa. Allora, domanda numero 178: quanto può influire sulla qualità di un vino la barrique? Noi parliamo spesso di passaggio in legno. Passaggio in legno può essere fatto in caratelli, ne abbiamo già parlato, quindi botticelle piccole da 25 a 200 litri, generalmente abbiamo detto 100 litri, il caratello più comune che viene utilizzato, oppure parecchi ettolitri, che possono essere magari le botti grandi, oppure la barrique. Il passaggio in barrique è praticamente un contenitore in legno di 200-225 litri, va bene, poi c'è il tonneau che è il doppio della barrique, che permette la maturazione e l'affinamento del nostro vino appena creato, o che magari ha già fatto un passaggio in legno grande e poi fa un ulteriore passaggio in legno piccolo, e influisce come quello che è la qualità finale del nostro vino. Perché? Perché la superficie, chiamiamola superficie, a contatto del vino che sta all'interno della barrique è molto più estesa, elevata rispetto a quello che può essere un contenitore grande. Voi tenete conto che 200-225 litri praticamente sono quasi tutti a contatto con il legno. Il legno permette di trasferire nel vino profumi, sapori terziari, profumi terziari, permette la microossigenazione con l'esterno, con l'ossigeno, tramite la porosità delle doghe, la porosità del legno, gli cambia il colore, insomma, al vino, lo arrotonda, lo arricchisce di sapori, lo arricchisce di profumi, cioè molto influisce. Su una botte grande viene fatto tutto quello che ho detto già, ma in modo molto minore, perché la superficie a contatto con legno rispetto alla quantità del vino che sta all'interno della botte stessa è sicuramente minore. Le botti poi vengono utilizzate per tantissimi anni, la barrique ha una vita limitata, infatti si parla di primo, secondo, terzo passaggio. Quando parliamo di una botte i passaggi sono tantissimi. Ecco, quindi questa è la funzione della barrique. Domanda numero 179, questa è un pochino più tecnica, se ne parla però tantissimo quando si parla del vino, e cosa sono i polifenoli? Allora, i polifenoli del vino sono sostanze che danno naturali, sono presenti nell'uva, e danno colore al vino e danno delle caratteristiche gustative che derivano direttamente, ovviamente, dall'uva stessa. Si dividono fondamentalmente in due categorie, che sono i flavonoli, che danno il colore ai vini bianchi, e gli eucoantociani invece, che danno il colore ai vini bianchi, mentre gli antociani danno il colore al vino rosso. Queste sostanze reagiscono con i vini, dandogli colori più o meno brillanti, variando la tonalità del vino stesso, aumentano o diminuiscono l'acidità del vino, e sono soprattutto soggette ad ossidazioni. Quindi quando noi apriamo per esempio una bottiglia di vino, dobbiamo cercare di berla in breve tempo, insomma, comunque stare attenti a non mantenere all'interno ossigeno, perché l'ossigeno mi ossida il vino, e anche nei contenitori più grandi la stessa identica cosa. Abbiamo detto di tonalità del vino, che può essere più o meno carico in base alla quantità di queste sostanze che stanno all'interno del vino stesso, e mi danno quello che può essere il giallo verdolino, il pagliarino, l'aranciato e così via.
Quando parliamo di polifenoli, il primo che ci viene in mente, oltre agli antociani, leucotantociani, flavonoidi, eccetera, eccetera, è il tannino, va bene? Che deriva dalla buccia dell'uva, ma lo troviamo anche nel raspo, molto agro e legnoso, e nei vinaccioli. Quindi se vogliamo capire che cos'è il tannino, basta che assaggiamo un vinacciolo dell'uva, oppure diamo un morso al raspo e sentiamo subito questa astringenza, però chiaramente non è la stringenza che noi ci aspettiamo nel vino, è una stringenza che noi andiamo poi a separare in fase di produzione del vino stesso. Dipende la quantità di tannino, e quindi questa sensazione di astringenza dipende soprattutto dal tempo di macerazione delle uve nel mosto. Chiaro che lo troviamo più nei vini rossi, ma abbiamo detto che ci sta anche in alcuni vini bianchi tipo l'orange wine e altri, che mantengono un certo tempo più o meno lungo le vinacce a contatto con il mosto, e poi creeremo chiaramente i nostri vini bianchi. Non ci dobbiamo dimenticare anche i tannini che vengono trasferiti, abbiamo parlato di legno, quindi i tannini gallici una volta venivano chiamati, comunque sono i tannini che danno i contenitori di legno e di varie tipologie, poi di legno, che può essere gelso, quercia, ciliegio e così via, al prodotto finale, e quindi sono tannini che danno non le sensazioni polifenoliche dell'uva, ma sono le sensazioni del legno, che vengono trasferite mediante affinamento e maturazione nel vino, e poi lo chiaramente troveremo in bottiglia nel nostro calice da degustazione, d'assaggio nel nostro bicchiere. Questa è una cosa simpatica che io dico sempre durante i corsi, ma qualcuno poi me lo chiede anche successivamente. È vero che conservare in cantina salumi e formaggi altera la qualità del vino? Diciamo di sì, anzi sì. Se avete visto sulla gabbietta del vino ci sono dei microfori che servono a una micro ossigenazione del vino durante l'affinamento o comunque la sosta in bottiglia. Quindi se noi ci mettiamo dentro la nostra cantina insieme al vino la pancetta a stagionare, ci mettiamo il prosciutto, ci mettiamo la finocchiona, ci mettiamo il nostro formaggio, eccetera, comunque c'è, anche se minimo, un micro passaggio all'interno del vino, e quindi mi va a alterare sicuramente profumi e sapori. Ma c'è un ma. L'altra volta, tempo fa, abbiamo parlato del tappo Stelvin. Il tappo Stelvin permette proprio un isolamento totale della bottiglia dall'ambiente circostante. Quindi se avete delle bottiglie con tappo Stelvin, questo non accade, perché c'è un isolamento totale. Ho già spiegato comunque a cosa serve il tappo Stelvin, e quindi magari vi rimando al video. Siamo arrivati al termine di questo nuovo appuntamento. Vi ricordo che potete perseguirci anche con gli altri appuntamenti in programma che saranno durante tutto quest'anno e anche i prossimi anni. Iscrivervi al canale a Tavola con Bacco, Associazione Sommelier a Tavola con Bacco, cliccare sul campanello e seguirci poi anche su i social, in particolare su Facebook. www.tavolaconbacco.it è l'indirizzo della pagina Facebook, dove ci seguono già oltre 7100 persone, ma è anche l'indirizzo del nostro sito internet, dove troviamo tutte le nostre i nostri programmi che svolgiamo durante l'anno in presenza e anche online. Se volete ringraziarci per quello che ci facciamo, basta un mi piace. Grazie, ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti.